Concerto di Capodanno ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento con l'Orchestra Filarmonica e il Coro Polifonico della Fondazione Teatro Pirandello, che la nostra emittente ha seguito in diretta sulle sue frequenze e sui social insieme a quella televisiva palermitana CTS. Per la prima volta la Fondazione dalla sua riapertura ha organizzato un concerto di Capodanno con l'esibizione della propria orchestra filarmonica e il coro polifonico, un prestigioso obiettivo raggiunto che ha posto in essere quell'importante tassello musicale strutturale presenti nei più importanti teatri d'Italia. Grandi emozioni e grande musica quella che si è ascoltata al teatro, grazie anche al bravo maestro Cusumano che ha diretto l'orchestra formata da ben 50 musicisti e un coro polifonico di voci bianche, grazie anche al soprano Deborah Randazzo. Vasto il repertorio musicale che il pubblico ha potuto ascoltare con brani di Mozart, Brahms, Verdi, Bach, Zimmer, Ennio Morricone e Mascagni. Particolare la coreografia curata da Aurelia Lalicata, che ha visto esibire i danzatori dell'associazione Danza di Sciacca con 2 brani del valzer del Gattopardo eseguita nel foyer del Teatro Pirandello. I ballerini sono esibiti indossando i costumi di epoca. Ai piedi del palco anche delle figure in costume, un palco addobbato di tutto punto per l'evento. Il concerto si è snodato in 2 tempi, durato circa 2 ore e mezzo, brillantemente condotto da Margherita Tupeano e Pasquale Palumbo, la regia curata da Enzo Abate e alla fine il saluto delle autorità presenti all'evento. E il sogno che avevamo nel cassetto era il coro polifonico, l'orchestra e soprattutto fare i concerti di inizio d'anno a somiglianza di ciò che accade nei grandi teatri. Nelle grandi città. Avete scritto bene, cioè questa è la prima occasione ben riuscita. In realtà alcuni con esiti incerti, l'avevamo iniziata sin dal 2015, oggi la Fondazione credo corona questo bel sogno che è quello di aprirsi alla musica, alla buona musica e introdurre un anno, così come abbiamo fatto questa sera e mi torno di torno, introducendoci con la bellezza della musica al nuovo anno. Credo che sia il massimo che una realtà municipale possa aspirare. E il teatro continua a dimostrare che si sta aprendo al territorio e va alla scoperta sempre di nuove realtà. In questi anni ne abbiamo scoperte tante e continueremo in questa attività. Devo dire una cosa a tutti gli abbonati, a tutti coloro che amano l'attività teatrale, la prosa e la musica, che in questi anni il rapporto tra le risorse locali e quelle che noi importiamo dall'esterno, quindi gli spettacoli convenzionati, si è quasi ribaltato perché siamo riusciti a ottenere tantissimo dalle risorse locali. Non sapevamo che il territorio era così ricco di esperienze bellissime e professionalità di questo livello. Grazie a tutti, a nome della Fondazione. Io volevo ringraziare tutti gli artisti, coristi, il coro delle voci bianche, i maestri, Antonio Cusumano, i tecnici. Credetemi, montare uno spettacolo del genere non è facile, sembra vabbè facciamo così il coro, non è così, c'è tutta una programmazione dietro e fra l'altro fare spettacolo nel giorno di Capodanno dove magari tutti sono abituati a stare in famiglia eccetera, con delle risorse poi come solo un gettone di presenza così non è facile, quindi io ringrazio tutti